Eccoci qua con mister Alessandro Gallina. La legge del calcio oggi si è fatta sentire, gol sbagliato, mancato, gol subito. Certo che perdere nell'ultimo minuto di recupero fa male, però noi abbiamo anche segnato il nostro gol quasi al finire del primo tempo. È da essere soddisfatti o da recriminare? Intanto non è che abbiamo perso, abbiamo pareggiato contro una buona squadra che per tutto il campionato insomma, è stata sulle posizioni alte, per cui per come si era messa speravo fino alla fine di portare a casa la vittoria che ci dava un risultato importantissimo, però insomma, andiamo avanti e aspettiamo la partita di mercoledì. Insomma. Sì, beh, un'ingenuità ci può anche stare, come diceva lei, insomma, non è che abbiamo perso, insomma, il pareggio ci lascia in corsa. Noi mercoledì abbiamo la partita di recupero. Oggi c'è stato il recupero intero del turno, però siamo solo noi che recuperiamo mercoledì e credo che lì sarà forse il momento decisivo per capire che tipo di corsa faremo nelle ultime 4 partite. Sì, partita importante, speriamo di recuperare qualche acciaccato insomma, e valuteremo tra lunedì e martedì chi scenderà in campo. Sì, noi oggi abbiamo visto qualche ritocco, la sua intenzione è di far giocare un po' tutti perché li vede tutti all'altezza, o sono anche un po' scelte obbligate perché magari qualcuno non è in perfetta condizione? No, penso che chi ha giocato oggi è perché durante la settimana insomma, come tutti insomma, ha dimostrato il suo valore, ha dimostrato questo attaccamento alla maglia. È normalissimo che un allenatore possa fare delle scelte su qualcuna anche portata da una buona condizione di chi aveva giocato domenica e oggi magari sin dall'inizio non si è presentato, tipo Marca, però insomma Zanetti che la sostituiva ha fatto una partita egregia fino Allora concludiamo dicendo che non sono solo i giocatori che sentono la partita, ma anche il mister, entrambi, lei e il suo collega, insomma vi siete agitati molto in panchina. Anche lei sentiva la partita? Si sente la partita, sicuramente si lavora durante la settimana, si cerca appunto di arrivare alla domenica come tutti carichi per quello che è il risultato. Io non sono un tipo di allenatore che si appoggia alla panchina o si siede in panchina, ho sempre avuto il mio carattere, ho sempre avuto il mio modo di essere, per cui la partita la vivo dal primo al 95esimo come oggi, sgraziatamente ci è andata male al 93esimo, per cui va bene così. Bene, grazie mister.